Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati e benvenuti a questo nuovo format che ho deciso di cominciare qui sul mio canale. Parleremo di tessugi. Ma cosa sono i tessugi? I tessugi sono delle mosse intelligenti ed abili che vengono fatte in determinati momenti quando si configurano delle conformazioni di pietre all'interno del nostro Goban. Quante volte infatti ci è capitato, per esempio davanti a uno Tsume-Go, o meglio ancora durante una vera partita, di studiare una situazione, una conformazione di pietre per cercare di capire se ad esempio si poteva fuggire, si poteva uccidere, si poteva ridurre il territorio dell'avversario, e ci siamo magari anche scervellati per cercare di trovare la soluzione migliore senza avere una vera e propria guida e nessun vero punto di riferimento. Ecco, i tessugi, lo studio dei tessugi serve proprio a questo, ovvero cercare di memorizzare determinate forme che si vengono a creare durante le partite e, una volta riconosciute queste forme, sapere che in quella determinata circostanza quella sola ed unica mossa sarà la mossa migliore che potremo fare per avere un vantaggio tattico locale. Per farvi un esempio di due tessugi che abbiamo visto sin dall'inizio delle prime lezioni che abbiamo fatto, perché sono, se vogliamo, i più famosi ed i più utilizzati, vi posso portare appunto come esempio questi due, ovvero in Akade per quanto riguarda per esempio l'uccisione di un gruppo, quindi la capacità in questo caso di bianco con una singola mossa giocata nel punto giusto di togliere la possibilità a nero di fare un paio d'occhi. Ecco, questo per esempio è annoverato il Nakade, quindi la mossa giocata all'interno delle forme dell'avversario, quelle che gli inglesi chiamano i throw-in, è un tessugi atto a distruggere la possibilità di fare gli occhi. Pensiamo invece per esempio in questo caso qui al famosissimo, per non dire famigerato, salto della scimmia. Ecco, il salto della scimmia è un tessugi, cioè la mossa migliore, la mossa più da maestro, diciamo, che ci permette di ottenere il massimo, in questo caso, per la riduzione del territorio dell'avversario. Un'operazione parallela da portare avanti, quindi insieme allo studio dei tessugi, sono naturalmente gli Tsume-Go, che sicuramente molti di voi stanno cominciando a fare se avete appena cominciato a giocare a Go, o stanno già facendo da un po' di tempo, perché appunto fare Tsume-Go equivale a migliorare la nostra capacità di lettura, cosa peraltro importantissima per riconoscere i tessugi. Ma i tessugi sono praticamente la chiave di lettura per approcciare meglio anche gli esercizi proposti dagli Tsume-Go, perché guardando uno Tsume-Go, semplicemente guardando la forma che questo ha e la disposizione delle pietre, potremo riconoscere quelle forme che ci accendono quella scatoletta di memoria che ci fa utilizzare il tessugi migliore, la mossa migliore. Durante tutta questa serie avremo modo di vederne tantissimi per appunto uccidere gruppi, catturare gruppi, rubare occhi, fare delle riduzioni, fare degli snapback, ne vedremo un pochini. Però il taglio che volevo dare a questa serie era di fare una cosa molto rapida, così non vi nego che occuperà anche poco tempo al sottoscritto per poterli produrre. Infatti appunto la serie si chiama Tessugi Flash, e una volta spiegato il tessugi, diciamo della settimana, speriamo di riuscire a fare un video alla settimana, e una volta spiegato quel tessugi, un paio di esercizi dove voi metterete in pausa il video e avrete la possibilità di fare l'esercizio con il vostro bel Goban, e una volta fatto l'esercizio cercare di memorizzare quella tipologia di tessugi. Solo quindi per questa prima puntata di lancio avremo un video un po' più lungo, perché c'è stata tutta questa fase introduttiva, però per cominciare bene con il piede giusto, dopo questa breve introduzione che vi ho fatto sui tessugi, partirei già subito con il primo, in modo che già da subito abbiate la possibilità di approcciarvi ad uno dei più semplici, e lo vediamo subito. Cominciamo allora questa prima serie di tessugi dedicandoci alla cattura di pietre avversarie che tagliano i nostri gruppi. Cosa intendo dire? Vediamo per esempio questi tre esempi. Allora,
sia in questo caso che in questo caso abbiamo una pietra qui e due pietre di bianco che stanno tenendo divisi due gruppi. Cosa significa questo? Significa che qualora questa pietra di bianco dovesse fuggire e queste due pietre di bianco qui dovessero fuggire, renderebbero questi due gruppi divisi e molto deboli. Quindi il fatto di catturare queste pietre diventa una questione, se vogliamo, di vita o di morte. Quindi il valore della cattura va oltre il valore numerico dei punti che si fa con la singola pietra. In questo caso qui, facendo una rete, che anche questa è un tessugi, ok? Nero qui guadagnerebbe 2 punti, quindi un punto per il moku dovuto alla cattura di quella pietra più un punto alla pietra catturata, e in questo caso qui con un'altra rete farebbe lo stesso 4 punti, quindi 2 moku più le due pietre catturate. Però appunto questa cattura da un punto di vista tattico non è assolutamente fatta per guadagnare questi punti di cui si parla, ma è una cattura strategica che serve per salvare tutta la posizione e tutto il gruppo di nero. Infatti i tessugi che andremo a vedere prossimamente serviranno proprio per gestire situazioni molto vicine ai bordi e per riuscire a guidare le pietre di bianco che tagliano in vari modi, li vedremo di puntata in puntata, che taglieranno appunto nero o bianco in base al tipo di situazione che troveremo davanti, e guidarle verso i bordi perché, come è già stato detto, più le pietre si avvicinano ai bordi, meno libertà hanno di muoversi e più facilmente sono catturabili. In un caso reale, invece, in una situazione come questa, il problema in realtà non si pone. Perché? Perché qui queste due pietre di bianco non stanno assolutamente dividendo questo grande gruppo di nero. Certo, nero a un certo punto potrebbe decidere di catturare quelle due pietre e farsi i suoi bei 4 punti. Però probabilmente 4 punti da un punto di vista strategico di un'intera partita probabilmente sono ben poca cosa, per cui magari nero, se dovrà decidere magari nero assente e dovrà decidere dove poter giocare la sua mossa successiva, penserà bene se conviene in realtà catturare due pietre che non stanno facendo nulla di male perché non stanno dividendo, piuttosto che usare la sua mossa per fare una mossa più grande e andare per esempio a conquistare parti del Goban ancora da conquistare. Fatta quindi questa piccola premessa a questa prima serie di tessugi che vedremo da qui in avanti per le prossime volte, andiamo a vedere il primo tessugi della serie, che sarà il Keima Tessuji. Ed ecco qua la nostra situazione. Allora qui abbiamo queste due pietre di bianco che stanno dividendo questi due gruppi di nero. Per nero in questa situazione qui sarebbe molto importante e utile se riuscisse a catturare quelle due pietre. Quindi la mossa più immediata e naturale che ci verrebbe da fare, quale sarebbe? Beh, le abbiamo viste anche prima negli esempi, sicuramente una rete. E la rete dove viene giocata tipicamente? In questa posizione. Ecco, una rete in queste condizioni qui non va assolutamente bene. Perché? Perché con una serie di attari, quindi lo scopo di nero è catturare bianco, lo scopo di bianco è uscirsene fuori. Ma appunto con una serie di attari, nero blocca, attari, nero deve salvare, attari, nero deve salvare, attari, nero deve salvare e bianco se n'è uscito. Quindi abbiamo visto che una rete fatta nella posizione classica in questo caso non va bene. Qual è quindi il tessugi, la mossa da maestro? Beh, è questa qui. Quindi memorizziamo bene la pietra debole di questa situazione, che è questa qui, e da questa pietra facciamo il keima. Questo è il tessugi, perché in questa circostanza se bianco, scusate, volesse scappare, nero lo può chiudere e come vedete qui bianco ormai è catturato. Se volesse tentare anche
bianco di venire giù di qua, nero riuscirebbe a chiuderlo e bianco non avrebbe nessuno scampo. Per cui cercate di memorizzare questo schema bene, quindi due pietre di bianco che dividono, pietra debole di nero, queima dalla pietra debole. Questo è il Tessuji. Adesso vi farò vedere un paio di esercizi, li rappresenterò sul Goban, ok? Scriverò il testo sotto su come bisogna approcciarsi a quell'esercizio, voi mettete in pausa e provate a fare l'esercizio sul vostro Goban. Quando siete sicuri di aver trovato la soluzione oppure non la trovate, fate play di nuovo e io vi mostrerò come procede quel Tessuji. Questa struttura, come quella che stiamo vedendo in questa primissima puntata, poi la ripeterò anche per tutte le puntate successive. Andiamo col primo esercizio. Qual è il gruppo debole da cui partire? Qual è il gruppo che sta tagliando? Ok, leggete bene il testo dell'esercizio, mettete in pausa e provate a risolverlo. Andando avanti vi mostrerò io come risolverlo. Prego. Allora, il problema è dedicato a bianco, il gruppo di nero che sta dividendo è naturalmente questo che divide questi due gruppi di bianco. Qual è il Tessuji che dovrà fare bianco? Riconosce il gruppo debole, che è questo, e fa il suo keima in questa posizione. Se fate le vostre prove, noterete che in questo caso nero non riesce assolutamente a scappare, nemmeno se provasse a fare un Atari, perché bianco riuscirebbe a venirsene qui, e se nero tentasse di fuggire, bianco riuscirebbe ormai a chiuderlo. Ed ecco il secondo problema. Valgono le regole di prima. Prego. La risposta per risolvere questo problema è naturalmente individuare sempre il gruppo o la pietra debole. In questo caso è questa pietra qui. Il gruppo di nero che divide è questo naturalmente, quindi il nostro keima dovrà essere fatto in questa posizione. Ecco il Tessuji. Il keima Tessuji. Adesso nero, se fate tutte le vostre prove, anche se mettessi in Atari quella pietra, bianco ha la possibilità di salvarsi, e qui nero, qualsiasi cosa tenti di fare, rimarrà sempre intrappolato all'interno di bianco. Bene, come vi ho accennato in premessa, allora i video successivi a questa nuova rubrica, a questo nuovo format, saranno molto più veloci, molto più flash. Questo comprendeva anche l'introduzione. Quindi vedremo per ogni puntata un singolo Tessuji a tematica con un paio di esercizietti che potete fare anche voi. Ripeto nuovamente a tutti, iscrivetevi sul mio canale di Telegram per avere eventualmente anche degli esercizi aggiuntivi in modo da poter incrementare le vostre conoscenze. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo nuovo format sia gradito e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!